Per dare spazio e far capire a tutti voi l'importanza della rete, vorrei lasciare adesso la parola all'Associazione dei gelatieri italiani in Germania, artigianali in Germania, che ci spiegheranno un attimo come stanno supportando l'attività di Retina Veneto. Grazie mille. Parlerà Dario Righiera. Sì, buongiorno, vi tranquillizzo, non vi parlerò in tedesco, cercherò di parlare quel poco italiano che so. Vi chiederete cosa c'entra l'associazione dei gelatieri tedeschi con la Retina Veneto. Ecco, voi dovete sapere che la nostra associazione raggruppa circa 2000 gelaterie sparse nel territorio tedesco e che i proprietari di queste gelaterie sono di provenienza veneta, soprattutto dal bellunese e dall'alto trevigiano, e con il loro lavoro ogni giorno onorano appunto la terra di provenienza e da sempre sono degli ambasciatori del territorio veneto che si sono recati per lavoro in terra tedesca. C'è da dire che noi nel sistema dell'immigrazione siamo, diciamo, una parte fortunata, in quanto la nostra associazione fanno parte dei piccoli imprenditori, quindi abbiamo una mentalità, diciamo, imprenditoriale che facendo un lavoro stagionale ci porta nei mesi invernali a venire in Italia. Ecco, questo è un po' quello che noi facciamo e come noi viviamo. Il presidente che mi ha preceduto, Fausto Bortolot, mi ha presentato in un'occasione di festa il vostro presidente Antonio Ongaro. Eravamo alla festa degli Alpini di Treviso, quindi si tratta di 2 anni fa, e tra una risata, un bicchiere e l'altro Antonio Ongaro mi ha parlato di un progetto che lui aveva appunto che tentava di portare avanti con la propria associazione Veneto Onlus. Io sono stato subito colpito da questo progetto e ho garantito già da subito un nostro aiuto, una nostra partecipazione al progetto. Quindi ci siamo attivati e attraverso i nostri gelatieri, appunto presenti, i nostri associati gelatieri, abbiamo fatto una raccolta di fondi appunto per questo motivo. Nel frattempo ci siamo anche avvicinati all'associazione dei bellunesi nel mondo, in particolare della famiglia Nord Reno-Westfalia, della quale abbiamo la fortuna di avere qua il presidente Riccardo Simonetti, che appunto rappresenta questa importante associazione di emigranti, e anche con l'aiuto di altri partner del nostro settore gelato, produttori di macchinari piuttosto che di arredamenti, piuttosto che di semilavorati, abbiamo appunto raccolto questi fondi per fare la donazione alla Veneto Onlus. Ci eravamo prefissi una certa cifra e oggi con molta emozione e anche un po' di soddisfazione posso comunicare al vostro Presidente di poter garantire questa cifra in modo da aiutare nel progetto appunto la vostra associazione. Quindi questo è quello che... Quindi dopo 2 anni, diciamo, abbastanza non sempre facili, siamo riusciti appunto a portare avanti quello che noi volevamo e siamo molto contenti e un po' orgogliosi di potervi aiutare in quello che Antonio Ongaro sta cercando di fare. Grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie Dario Righiera, come avete sentito così, insomma, la conoscenza l'ho fatta tra un bicchiere e l'altro, quindi tra una presente e l'altro alla festa degli Alpini, però probabilmente anche con un bicchiere di vino sono riuscito così nell'intento a convincere la sensibilità e il cuore di loro, infatti così, e poi noi dovete dire come soci siamo ospiti ogni anno, grazie anche
l'organizzazione, al signor Fausto Bortolotta che è qua in sala. Siamo ospiti, abbiamo detto, gratuitamente alla Fiera Internazionale del Gelato Artigianale, che è molto bello, e così, insomma, quindi tanti di noi anche quest'anno, l'anno scorso, il 2 dicembre, sono entrati e hanno degustato per i vari stand il gelato artigianale, e quindi devo dire grazie a questa organizzazione, grazie a loro. E questo progetto era partito a settembre del 2016 con il dottor Mazzo Chizzolini, con il professor Parmigiani, e come progetto, come associazione, in questo nostro triennio di associazionismo che oggi decade, quindi andremo a votare il nuovo direttivo, siamo usciti in Senato a portare a casa questo grosso progetto che mi fa orgoglio, e fa orgoglio l'associazione è al centro di riferimento di Campo San Piero. Grazie. Adesso io vorrei dare la parola anche a Fausto Bortolotta, se vuol dire 2 parole per cortesia. Eccoci, buongiorno a tutti. Come dicevo, mi ha bruciato un po' l'intervento da Olivier. Comunque ringrazio Ongaro per avermi invitato a questa manifestazione in una società che campa solo, insegna solo i diritti, nell'ambito delle proprie possibilità ci sono anche dei doveri, e dei doveri, ve lo dico io, danno tante soddisfazioni, ci si sente molto bene all'interno. Questo lo facciamo volentieri per la società, lo facciamo volentieri per sentirci veramente bene con tutti. Un ringraziamento di nuovo a tutti e buon lavoro. L'altra questione veramente incredibile è l'apporto dell'Associazione dei Gelatieri in Germania, perché per me è stata la prima esperienza di un gruppo di persone che hanno veramente offerto una grande cifra per poter realizzare questo progetto che parte oggi e che potrà avere nel futuro degli interessanti sviluppi. In questa occasione dico un'altra cosa, perché mi ha colpito l'intervento del professor Parmigiani di aprire l'utilizzo della REDCAM anche ad altre utilizzazioni possibili. In questo caso è un sistema complesso e non vi tedio in questo momento con tutte le varie possibilità, però quello che mi sento di offrire in questa occasione, e questo sarà la nostra società, è un'ulteriore lente per indagare gli adulti, perché la macchina come è configurata oggi è configurata per i prematuri, e visto che ha premesso che arriveranno a breve dei prematuri di 30 anni, saremo nelle condizioni, diciamo così, di offrire extra questa lente. Vi ringrazio, è stato un piacere.